Secondo un recente studio condotto dall'Istat, la durata media di un matrimonio in Italia è di 15 anni. Oggi noi, contrariamente a quanto emerge dalla statistica nazionale, non vogliamo parlarvi di crisi coniugali, ma del prestigioso traguardo raggiunto da una coppia di Favara che si accinge a festeggiare le nozze di diamante. Stiamo parlando dei signori Rosario Mossuto e Francesca Giglia. Ottantenne fruttivendolo in pensione lui, 78enne casalinga lei, suggellarono la loro unione in Chiesa Madre il 15 novembre del 1952. Così come allora, domenica prossima alle ore 9:30, la cupola della matrice farà da tetto al longevo matrimonio con il rinnovo della promessa. Cerimonia che per i coniugi Mossuto avrà un ospite speciale, ovvero il nipotino che porta in grembo la figlia Adriana. Rosario Mossuto è un volto noto a Favara, oltre al mestiere di fruttivendolo, che negli anni lo hanno visto sempre a contatto diretto con i cittadini. Lo stesso ha anche svolto una breve carriera politica con la presenza in consiglio comunale nella legislatura 71-76, quando sindaco di Favara c'era il compianto onorevole Filippo Lentini. Il signor Mossuto da diversi anni si è dedicato anche alla poesia e dai nostri studi dedica alla moglie questi romantici versi. Quando conoscevo a mia moglie, di l'occhi mi feci innamorare. Era bella, si faceva tagliare, me la pigliavo con tutto il cuore. Dopo una vita che siamo maritati, ancora siamo innamorati. Siamo felici e festanti che stiamo festeggiando le nozze di diamanti. Sicilia TV augura alla famiglia Mossuto tanta felicità. L'augurio è che tante altre giovani coppie seguano l'esempio di Rosario e Francesca.